Brutto incidente capitato nella giornata di oggi, sabato 31 agosto, in tarda mattinata sull'autostrada A23 nel tratto che porta da Gemona a Carnia in direzione Tarvisio all'altezza del chilometro 51. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato al sinistro, ma si ipotizza sia stato un tamponamento multiplo che poi a catena. Ha ovviamente interessato man mano altri veicoli. Secondo le prime ricostruzioni sono 7 i mezzi coinvolti con una ventina di persone a bordo delle vetture. Di queste 4 sono rimaste ferite in maniera fortunatamente non grave. La centrale operativa regionale Sores FVG ha dirottato sul posto tutti gli equipaggi e i velivoli disponibili, con l'autostrada che è rimasta chiusa al traffico per un paio d'ore con una coda che ha raggiunto gli 8 km. Poi, poco dopo le 14, l'incidente è stato risolto con Autostrade per l'Italia che ha sottolineato come ormai si circoli normalmente su entrambe le corsie. Disagi ovviamente per tutte le persone coinvolte, soprattutto i turisti austriaci e tedeschi, dal momento che tutti i mezzi coinvolti nell'incidente sono inutilizzabili.